Presidente, ha appena ultimato il sopralluogo qui al camping Mediterraneo, che è un po' l'esempio della devastazione che però ha colpito tutto il litorale veneto, da Cavallino fino al delta del Po. Beh sì, con milioni di euro di danni è stata colpita la regione Veneto nel suo cuore pulsante, che è quello dell'economia, che è quello ovviamente del turismo, che è la più grande industria in Veneto. Stiamo parlando della più grande realtà open air, quindi del campeggio all'aria aperta d'Europa, che è Cavallino Tre Porti, con oltre 6 milioni di presenze turistiche. È come se avessero colpito il Colosseo per noi. La devastazione è totale, lo si vede visitando questo campeggio, ma lo si vede anche negli altri campeggi, in altre realtà. Non solo Cavallino Tre Porti colpito, ma anche tutto il litorale, per finire fino ai confini verso Veneto orientale e Bibbione, e a partire ovviamente da Portoviro, da Rosolina e dal Barella. Quindi un grande evento atmosferico. Chiederà, ha già chiesto lo stato di crisi, si possono quantificare i danni e quanti feriti, perché la macchina poi dell'emergenza, sia per quanto riguarda il ripristino delle infrastrutture, ma anche per l'assistenza di una cinquantina di contusi, è scattata immediatamente. Beh, bravi volontari, che ringrazio tutti, ringrazio i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile, i volontari in generale, i servizi forestali, insomma tutti quelli che hanno lavorato. Ovviamente i sanitari si sono occupati con il 118 di ben 48 feriti, 3 di quali sono ancora in ospedale, fra l'altro la signora, la più grave, in rianimazione a Treviso, e devo dire che è stato un lavoro di squadra e anche un'ulteriore messa in discussione, se vogliamo, dall'altro anche messa alla prova dalla nostra macchina, che ha funzionato bene. Poteva andare peggio sotto il profilo delle vite umane. Voi stessi avete visto nel sopralluogo qual è la devastazione, quanti alberi siano caduti, sopra auto, sopra tende, sopra camper, insomma distruzione totale. C'è da dire che qui i campeggi non chiudono, e tant'è vero che ci siamo ridati appuntamento tra qualche giorno, ma dico veramente qualche giorno, 1, 2 o 3, massimo 4 giorni, per rifarvi vedere tutto rimesso a nuovo, come del resto accade sempre in Veneto.